Eder. Mac. Pallister. Allora, aggiornamento ricevuto adesso dagli avvocati di Da Silva. L'udienza di oggi praticamente è stata rinviata a domani perché la difesa ha sollevato alcune questioni preliminari. Non chiedetemi cosa sono perché non lo so. E quindi l'udienza è domani, ma neanche quella di domani sarà l'udienza conclusiva. E quindi penso che si tocca aspettare. Il problema sarebbe anche che alla difesa di Lewis mancano molti documenti, sia informatici che cartacei, mancano anche degli audio e delle riprese video. Di conseguenza hanno chiesto l'acquisizione. Una volta autorizzata questa, naturalmente la difesa dovrà avere tempo di analizzare tutto ciò. Si potrebbero prendere fino a 20 giorni. In tal caso potrebbe succedere che si arrivi al 16 luglio, giorno in cui decorrerà l'anno dall'arresto di Lewis, senza che sia ancora stato accettato il rinvio a giudizio di Lewis. E cosa accadrebbe in questo caso? Naturalmente che Lewis dovrebbe uscire per scadenza dei termini di custodia cautelare. Quindi ancora è tutto aperto e ancora può succedere di tutto. Perché Lewis affronterà il processo nelle condizioni in cui lo inizierà. Quindi se al momento di iniziarlo lui fosse in carcere, se lo farà tutto in carcere. Ma se al momento di iniziarlo lui fosse a casa o con obbligo di dimora, eccetera, lui farà il processo in quelle condizioni. A Trieste invece dopo circa 6 ore è finito l'incidente probatorio che ha visto chiamato Claudio Sterpin. Dalle prime notizie che arrivano, Sterpin ha ripercorso praticamente le dichiarazioni rilasciate nella prima fase, in particolare il 15 dicembre, avrebbe confermato tutto in modo regolare, non ci sarebbero sorprese o colpi di scena, quindi tutto sarebbe filato liscio. Sterpin avrebbe confermato tutto e casomai approfondito quegli aspetti senza introdurne nuovi. Quello che noi ci dicevamo lui lo sapeva in partenza, di molto, dai. Dopo la scomparsa di Liliana Resinovic, tutti sembravano attivarsi per cercarla. Tutti, tranne il marito. È Claudio Sterpin, 86 anni, a dirlo fuori dal Tribunale di Trieste, dove è stato chiamato come testimone nell'incidente probatorio iniziato alle 9:35 e tuttora in corso. Sterpin, che si è sempre definito l'amante di Liliana, non ha usato mezzi termini. Sebastiano Visintin non la cercò perché sapeva che non sarebbe mai tornata. Una frase pesante come un macigno, lanciata a pochi metri dalle aule di giustizia, dove si sta cercando di fare luce su uno dei casi più controversi degli ultimi anni. Nel corso della mattinata Sterpin ha risposto alle domande della PM Ilaria Iozzi, mentre nel pomeriggio sono stati i 2 avvocati di Visintin a prendere la parola per il controesame. La testimonianza di Sterpin, però, non si è limitata a dichiarazioni generiche. Ripeterò per l'ennesima volta quanto già detto 1000 volte. La verità è una, non 10 o 50, ha dichiarato davanti al giudice. Un'affermazione che denota una convinzione incrollabile nella sua versione dei fatti. Liliana Resinovic scompare il 14 dicembre 2021 da casa sua. 3 settimane più tardi, il 5 gennaio 2022, viene trovata senza vita nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Inizialmente si era parlato di suicidio, ma la recente perizia dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo ha ribaltato l'ipotesi, aprendo di fatto la pista dell'omicidio. Sterpin è tornato a puntare il dito su Visintin. Lui sa tutto quello che è successo. L'ho detto più volte e lo ripeterò anche in punto di morte. Quando un giornalista gli ha chiesto apertamente chi ritiene possa essere l'assassino, ha risposto con un'amara battuta: domanda da 100 miliardi. Io posso avere dei sospetti, ma niente di più. L'aria che si respira fuori dal tribunale è tesa e lo stesso Sterpin ha reagito con stizza quando qualcuno ha provato a fargli dire parole mai pronunciate. Non mi metta in bocca cose che non ho detto. Sterpin ha anche contestato la narrazione che Visintin ha sempre fatto del suo rapporto con Liliana, definendola un falso idillio. Per lui la vita matrimoniale della donna era tutt'altro che felice. A sostegno della sua tesi, ha ricordato l'esistenza di un hard disk contenente foto di lui e Liliana, risalenti a oltre 20 anni fa, che il marito avrebbe consegnato a un amico subito dopo la scomparsa. Il fatto che questi scatti, alcuni dei quali immortalano i 2 insieme nel 2003 durante una manifestazione sportiva, siano venuti alla luce solo 3 anni e mezzo dopo la morte di Liliana è, per Sterpin, un dettaglio tutt'altro che trascurabile. Del resto, proprio il contenuto di quei 5 hard disk, tra cui una cartella denominata Modigliani, continua a sollevare dubbi.
In essi sarebbero conservate non solo foto di Liliana con Sterpin, ma anche video e altri materiali che potrebbero fornire dettagli inediti sui rapporti della donna sia con l'amante sia col marito. Ad aumentare il sospetto è la circostanza che queste memorie digitali siano state consegnate da Visintin a un amico prima ancora che il corpo di Liliana venisse ritrovato. Non è una prova di colpevolezza, certo, ma un indizio sì. Un indizio che si aggiunge ad altri. E oggi, dopo anni di smentite, emerge un dettaglio che potrebbe smentire definitivamente Visintin. Alcune di quelle foto in cui appaiono Sterpin e Liliana sarebbero state scattate proprio da lui, il marito. Una rivelazione che complica ulteriormente la posizione di Visintin, che ha sempre sostenuto di non conoscere affatto l'anziano rivale e di considerare infondate le sue dichiarazioni, riducendo il loro legame a una semplice frequentazione giovanile. Ma ormai questo sembra reggere sempre meno. Se davvero fu Visintin a immortalare quei momenti, è plausibile che fosse consapevole del rapporto tra i due, o addirittura che lo accettasse, almeno in apparenza. E allora la domanda diventa inevitabile. Perché mentire? Nel frattempo, l'inchiesta continua. Visintin è attualmente l'unico indagato per l'omicidio di Liliana Resinovic. Ha assistito in prima persona alla riesumazione del cadavere della moglie il 13 febbraio 2024, quando al cimitero Sant'Anna di Trieste è stata eseguita una nuova autopsia a Milano su disposizione della magistratura. I risultati di quegli accertamenti hanno confermato ciò che molti avevano già intuito. Liliana sarebbe stata soffocata, forse con 2 sacchetti di plastica, un'azione brutale, pianificata e forse non da sola. Nel frattempo continuano ad emergere altri elementi inquietanti. Durante una trasmissione televisiva è stato mostrato un coltello trovato nell'auto della donna. Anche questo oggetto è ora al vaglio degli inquirenti, che dovranno stabilire se abbia un legame con il delitto o sia solo un falso indizio. Ma tutto in questa vicenda sembra avvolto nel mistero. Infine il dolore, quello degli amici, dei parenti di chi ha amato Liliana e ancora oggi cerca giustizia. 3 anni dopo la ferita è ancora aperta e la domanda, sempre la stessa, continua a tormentare tutti. Chi ha ucciso Liliana Resinovic? Le analisi tecniche e scientifiche dei consulenti della procura mettono seriamente in crisi la versione difensiva dell'ex comandante della polizia locale di Anzola dell'Emilia, Giampiero Gualandi, accusato di omicidio volontario aggravato per l'uccisione di Sofia Stefani, la vigilessa 33enne con cui aveva una relazione. Al centro della discussione processuale emersa nell'ultima udienza davanti alla Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, ci sono le perizie balistiche e informatiche che smentiscono l'ipotesi di uno sparo accidentale avvenuto durante una colluttazione. Il maresciallo maggiore Matteo Filippone, del nucleo investigativo dei Carabinieri di Bologna, ha ricostruito in aula la cronologia degli eventi e dei dati presenti e assenti nel telefono dell'imputato. Questa è un'analisi interpretativa, non una verità assoluta, ha premesso, ma sono convinto che i fatti siano andati in questo modo. Fino alle 15:39 Gualandi ha interagito con il contatto di Sofia Stefani. La cancellazione della chat è quindi avvenuta tra quell'orario e le 15:55. Pochi minuti, insomma, prima dell'omicidio. Messaggi che erano tantissimi, a dimostrazione del legame anche ossessivo che univa i due. Secondo Filippone si è trattato di una cancellazione selettiva, operata consapevolmente da Gualandi poco prima del delitto. Una mossa che la procura interpreta come un tentativo di nascondere prove compromettenti, proprio a ridosso del gesto estremo. Una tesi che contrasta con quella della difesa, che continua a parlare di uno sparo accidentale innescato da un alterco improvviso. In aula è intervenuto anche il perito informatico della difesa Lorenzo Benedetti, il quale ha confermato che la cancellazione non fu totale, ma appunto selettiva. Un dettaglio che però rafforza la lettura della procura. La rimozione mirata dei messaggi suggerisce la volontà di eliminare contenuti specifici e potenzialmente compromettenti. Ma il vero colpo arriva dalla perizia balistica. Il maresciallo Luigi Desideri del RIS di Parma, consulente della procura, ha escluso in modo netto che la vittima possa aver toccato l'arma. Non ci sono segni di ustioni, bruciature o ferite sulle mani di Stefani, elementi che sarebbero presenti se ci fosse stato contatto diretto o ravvicinato con la pistola. Inoltre, nessuna traccia genetica della giovane è stata rilevata sull'arma
a differenza di quella di Gualandi, ritrovata sul grilletto. Desideri ha sottolineato anche l'assenza di segni di una colluttazione prolungata. La perizia medico-legale infatti non ha riscontrato indizi compatibili con uno scontro fisico tra i due. Nessuna traccia della vittima sull'arma, nessuna impronta, nessun DNA. Tutti gli accertamenti, da quelli del RIS alle perizie medico-legali e balistiche, convergono su una conclusione univoca. L'arma non è mai stata toccata dalla vittima. La ricostruzione difensiva di una colluttazione non è sostenibile dal punto di vista scientifico. Secondo l'accusa, dunque, Gualandi avrebbe agito con lucidità e premeditazione. Ha cancellato parte delle conversazioni con la donna, si è presentato armato all'appuntamento nel proprio ufficio e ha sparato intenzionalmente. A motivare l'omicidio, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbero stati futili motivi all'interno di un contesto relazionale distorto, in cui Sofia Stefani sarebbe stata sottoposta anche a un contratto di sottomissione sessuale. Un legame malato, degenerato nel sangue. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.